Il titolo della mia illustrazione è La natura è imperfetta per natura. È un modo per dire guardate che i prodotti agricoli non sono come li vedete nella maggior parte delle volte nei supermercati, quindi perfetti sia nella forma sia nel colore, ma in realtà sono ben diversi. Nella mia illustrazione infatti vediamo come le carote hanno differenti forme e differenti colori. Ho diviso il foglio in due, nella parte superiore vediamo questo schema più rigido che ci dà un senso di omologazione e di serialità. Nella parte inferiore vediamo uno schema più impreciso, meno rigido, che dà un senso più di una cosa meno raffinata, meno processata, una cosa più al naturale. Come tecnica principale ho usato quella dei timbrini. Dopo aver schizzato nel mio blocco di appunti come potevano essere queste carote, ho subito trasferito questi segni, questi tratti in un cartoncino che ho provveduto a ritagliare. Ho miscelato varie tonalità di arancione, di giallo e di rosso e ho fatto delle prove di carote che ho fatto e ho fatto la stessa cosa anche per i ciuffi di carote. Sicuramente un valore aggiunto in questa esperienza è l'intento di arrivare alle nuove generazioni. Infatti ho scelto un fonte calligrafico che è in un certo senso familiare ai bambini, per trasmettere anche a loro quelli che sono i valori della lotta contro lo spreco alimentare.